telespettatori, siamo a Campobello di Mazara perché praticamente dobbiamo annunciare l'evento favoloso, e cioè è nato il figlioletto di Francesco da Campobello di Mazara, il Salvatore piccolo piccolo, per cui amici telespettatori venite con me, andiamo a conoscerlo. Si può? Permesso? Ciao Francesco! Ciao Francesco! Auguri, Grazie, complimenti, ho saputo del lieto evento, È ma- nato finalmente, andiamo Sì, a sì. conoscerlo. Sì, sì. E soprattutto facciamolo conoscere anche ai telespettatori. Dov'è? Oh, che piccolo! Ciao Daniela, auguri. Complimenti, hai fatto un'opera d'arte, complimenti. E così c'ha 10 giorni ora il bimbo. Sì. Vedi che 10 giorni. Sette Come ti di... senti Daniela, come ti senti? mezza e mezza. I punti mi fanno male. È naturale. Aspetta che mi riprendo. Hai fatto parto naturale, giusto? Sì. Vabbè, come puoi descrivere questi momenti Daniela? Quando i dottori praticamente hanno uscito il piccolo. Al momento io me ne appressavo il cirito. Perché già faceva più una cattiva. Magari ci sto diventando mezzo... Per te è la prima volta essere madre, giusto? Sì, certo. È la prima volta. Cosa provi? Tutte cose. Descrivici le tue emozioni. Amore, dolcezza, affetto, simpatia, dolore, tutte cose. Questo. Certo. Però è una- avere un bambino è una cosa più bella ancora. Quanto nella pesa il vita. piccolo? 2,420 kg. Addirittura, minuscolo. Ma è bellissimo, complimenti. È la tua stampa, eh? Vero? Sì, sì. Non ci credo. Dicono tutti che assomigliano al padre. Ah sì? Sì. Ma ora andiamo a intervistare il padre, vediamo come si sente il padre. Francesco, dove sei? Ah, sei qua, allora. Francesco, che mi racconti? Come ti senti? Ma insomma, Che cosa hai provato praticamente per questo evento? No, cioè, una Della cosa- nascita del tuo è figlioletto? una cosa bellissima. Mhm. Perché diciamo questa è per la terza volta, perché c'è il secondo, Esatto, e purtroppo è capitato una brutta avventura. E purtroppo certo. soffrivo 7 anni e Ora finalmente. ce l'ho fatta un pochino. Esatto. Mi nascevo 2 anni. Prima o 2 anni e poi 6 mesi. soffriamo, lo so, prima o poi la luce la dobbiamo vedere tutti, come certo, dire. certo, questo sì. Poi nella vita questo, io Certo. i figli, lavoro, questo Logico. è normale. Prossimamente ci sarà il battezzo. Sì, sì. Io verrò sicuramente, perché Cioè, ti voglio registrare il battezzo, sì, te mi lo fa- voglio praticamente... Come? Tu ci sarai perché mi offendo veramente. Certo, ma io sarò il primo di tutti. Ma magari manco un giorno. Allora Francesco, cioè, abbiamo parlato di questi momenti che sono bellissimi, Sì. giusto? Ascolta, ma il bambino è nato prematuro? No, parto no, cioè normale è nato. No? Sì, no, dico è nato in anticipo, no? Sì, sì. Da quanto tempo? E già diciamo se c'è per le acque, ecco, già diciamo Sì, ma dico il vero tempo quando lo faceva, Daniela? il vero tempo faceva il giorno 29 di gennaio. Ho capito, quindi è nato praticamente con un mese in anticipo? sì. È nato di 8 mesi? Sì, sì. Per questo è così piccolo? Certo. Però fortunatamente, Come? 9 mesi e 2 settimane. Io tu si confonde. Allora è nato in orario? Sì, il tempo l'avevo fatto. Ah. Perché lui si confonde quando parla, quindi non è Esatto. normale. Beh, c'è da capirlo, lui non è che se ne intende di Cioè, bimbi. io no, io- Mettiti da questo lato, così ti riprendiamo insieme al tuo Io- piccolino. Io diciamo, cioè il padre semina, la madre raccoglie. Esatto, tu in questo caso hai seminato e Daniela ha certo. raccolto, giusto? Chi chiedo, la madre chi cancia? E purtroppo, purtroppo è così. Tutti siamo così Certo. del mondo. Logico. Perché sennò che il mondo, cioè se uno non porta i figli al mondo, Certo. il mondo finisce. Allora il piccolo si chiama Salvatore. Sì, sì, Salvatore. Ha 10 giorni in questo momento, amici telespettatori. Sì. Prossimamente ci sarà il battezzo e noi saremo insieme a loro. E insieme naturalmente ai telespettatori. Certo, e facciamo una piccola festa qua. Certo. E in famiglia. L'importante è questo. Logico. Può anche darsi che siamo in un ristorante, tu che ne sai? Certo. Se siamo al ristorante, siamo di più, Certo, no, giusto? Mangiamo di più. E se andiamo al ristorante, dopo entro il ristorante dobbiamo andare
non faccio quella, la persona, quella, come si chiama? Quella persona della televisione. Alla Ciaramira? Sì, sì. Ah, ti piace il ristorante alla Ciaramira? Sì. Quello, grande amico Cioè, mio, il no, grande nostro sponsor. È questo, di Ah, questa quindi persona voglio il andare. trattenimento, se vai al ristorante lo fai lì. Sì, Perfetto. infatti mi piace conoscere, cioè in persona questa persona. Che- Baldo della Ciaramira si chiama Baldo? Sì, Baldo. Ok. Saluto Baldo. Anche che io non ti conosco. No, ma lui ti conosce perché ti vede in TV, per Ah. cui. Saluto- L'altra volta mi ha chiesto di te, dice quando è che fai spuntare di nuovo a Francesco da Campobello di Mazzara e ti ho portato, l'ho accontentato. Infatti mi piacerebbe pure incontrare il signore che gioia Mercatino. Domenico Fiocca. Sì, sì, Ah, sì. mi piacerebbe pure Quello incontrarlo. è un questa grande persona. personaggio. Sì, lo so, è una brava Quello che persona. c'ha la figlia che lavora alla Sì, Lidolania, sì, eccetera, sì, eccetera. tante cose. Che mi ha detto che c'aveva un cammello, su cammello, su cammello. È forte, è Mi è forte. troppo fortissimo questa persona, infatti mi piacerebbe incontrare qualche giorno, Perfetto. appena i due, cioè fa un pochettino di Va bene. dobbiamo incontrare. Noi abbiamo mandato questo piccolo speciale appunto per far vedere il tuo pargoletto Certo. e per comunicare a tutti i telespettatori che ti hanno visto nelle puntate precedenti in trasmissione che a te è nato il figlio Salvatore. secondo, giusto? Sì, sì. Secondo No, con è la seconda- terzo. Ah, il terzo. Sì. Tu praticamente sei papà di due Sì, sì, bambini. con la prima. Con la prima. 5, no? C'è 4 e 5. Vabbè, questo è l'ultimo. Questo è proprio quello più originale di tutti. Non voglio più. Certo. Certo. Ora dobbiamo fare come certo. ti devi comportare come dice Daniela. Certo. Attenzione. Certo, giusto? fare certo, le cose giuste. Vabbè, se capita che beve una femmina è meglio ancora. Una femmina come bambino. Assieme come bambino. No, no, non voglio più figlie. Vabbè, per il momento c'è da capire. Certo. E poi tu sei giovane, Daniela, quanti anni c'hai? Io ce ne fa 24 anni. 24. E 37 anni. E lui 37, per cui la differenza di età c'è, Una vecchia però merda. esterna, perché interna tu sei ancora un bambino. Certo. Giusto? È l'importante questo. Questo. Lo trovi vecchiotto tu a lui? Oh. Cioè, mi giovo vecchio, mi anopero, ancora Certo. posso fare Certo, ma poi non li Io dimostra a 37 devo- anni. Ma nessuno glieli dà a 37 anni. ancora posso fare ferro e fuoco io. Il piccolo Francesco Posso fare una strage. può fare una Che strage. Nino ave che Nino c'è una pinzetta. Va bene, va bene. Cosa possiamo dire ai telespettatori e alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno vedendo il piccolo Salvatore? Cosa vuoi dire a tutta quella gente che Allora- ti sta guardando e che per il momento sta vedendo il tuo figlioletto in televisione? Cosa vuoi dire? Che ci devo dire? Bellissime parole, complimenti, bellissime parole, perfetto. Va bene, amici telespettatori, un grande saluto da Alberto, un grande saluto Da Francesco. e un grande saluto naturalmente da Daniela. Ciao ciao, complimenti.